casa non deve esserci un motivo valido e comprovato per uscire. Puoi andare a fare la spesa per la nonna, perché non esca la nonna, no? Puoi andare dal medico se stai male, puoi andare in farmacia, puoi andare a fare la spesa, ma andare a correre non è una cosa, cioè ti devi fare la domanda, è una cosa estremamente necessaria? La posso rimandare al prossimo mese? No? Perché sai dove è il problema? Primo che se tu prendi poi porti in giro, ma già il fatto che tu prendi ti dovrebbe fare un po' strizza e rimanere a casa. Ma se te adesso ti inciampi e cadi e batti la testa, dove vai a finire? Brava, ti sembra il momento di andare all'ospedale? Ti sembra il momento di oberare di lavoro i medici e gli infermieri? Andare proprio dove ci possono essere gente? Stanno parlando di vuotare i reparti dalla gente normale che è là per qualsiasi cosa in cui si va sempre, per riempirli di gente che non lavora più, spiegandosi e sperando di riuscire a curare. Cioè, tieni alla tua vita, a quello di quel caso, quindi tutto quello che non serve. E ti prego una cosa, visto che non sempre si parlare, perché il fatto di questo verso, parla con chi sente, spiegami che cosa ti dovremmo dire, ma perché non puoi andare a fare un giro in bicicletta? Perché si cambia l'ospedale. Aiutaci, diffondi il verbo, va bene? Ciao.